Sì, Presidente. Chi è che non vuole farsi fotografare? Tutte e tre, benissimo. Iniziamo con chi? Con la signora Urilli Maria, Presidente. La signora Urilli Maria ha comunicato che non vuole farsi fotografare né riprendere televisivamente. Signor Urilli, venga, s'accomodi. Ci deve dire il nome intanto. Maria Urilli. Maria Urilli, nata? Casate. Dove? Casate, provincia di Roma. Sì, quando? L'11/9/34. La sua professione? È impiegata all'università. Impiegata all'Università La Sapienza? Sì. Facoltà? Di giurisprudenza, Istituto Filosofia del Diritto. Lei è accusata del reato di cui l'articolo 81 capoverso 371 bis, 371 codice penale, 371 bis mi sembra di no, perché omettendo di riferire quanto da lei riconosciuto in ordine all'omicidio di Marta Russo e quanto a lei riferito da Alletto Gabriella, affermava il falso innanzi al pubblico ministero, aiutando così gli autori dell'omicidio di Marta Russo ad eludere le investigazioni dell'autorità. Roma, epoca prossima e posteriore al 9 maggio 1997. Ha facoltà di non rispondere. Vuole rispondere alle domande? Sì. Il pubblico ministero può fare le domande. Allora, signora Senta, da quanti anni lavora lei presso l'università, nell'Istituto di Filosofia del Diritto? Dunque, presso l'università nel 1962, sono stata per 12 anni presso l'Alessandrina, biblioteca universitaria, e poi resto all'Istituto di Filosofia. Senta, da quanti anni conosce il professor Romano? E da che sono entrata? Da che sempre nel momento è entrato. E il dottor Bascio? Lo stesso. La sua collega Alletto? E da quando è venuta all'università, quindi saranno circa 8 anni. I rapporti fra di voi sono buoni? Sì, lo erano, sì. Lo erano. È cambiato qualcosa? Adesso? E non stiamo più insieme, quindi non potrei dirlo. Non state più insieme perché, signora? E per scelta della signora? No, voglio dire, lei è rimasta sempre all'istituto. Io sono rimasta lì, sì. Sì. Mentre invece? La signora si è Alletto? trasferita. Presso? Ma neanche lo so. Non lo so. Sempre nell'ambito dell'università? Sempre nell'ambito dell'università. La Sapienza. Sì. Ma i rapporti con Bascio e con Romano sono rimasti buoni? Sì, normali. Come prima? Come prima, sì. Mentre con l'Alletto... Con l'Alletto non lo posso dire perché, ripeto, non stiamo più insieme e quindi no, ma dal momento in cui è iniziata questa vicenda, l'Alletto è rimasta per un certo periodo insieme a lei? Sì. In quel periodo, cioè dal 9 maggio in poi fino al trasferimento della signora Alletto in altro istituto, i suoi rapporti con Alletto com'erano? Normali. Buoni. Normali proprio, come sempre. Ecco. Lei sa spiegare per quale motivo l'Alletto riferisce di averle confidato, di aver visto Ferraro, Scattone nella stanza numero 6? No, la domanda non va formulata in questo modo. L'Alletto le riferì qualcosa? Nulla. Io penso Nulla. che formulato Siccome... in poi gli chiediamo una spiegazione se Nel modo più assoluto. Dunque, l'Alletto non le riferì nulla. L'Alletto, come lei sa, come è stato contestato anche in interrogatorio, a noi ha detto di averle invece riferito della presenza di Ferraro e di Scattone nella stanza 1-6 nell'immediatezza, di averlo riferito a lei e a Bascio,
in quanto persone con cui aveva la massima confidenza. Quante persone? Mi scusi. Con cui aveva la massima confidenza, eravate amiche in qualche modo, mi pare di aver capito. Non ho afferrato bene il concetto della domanda. Vi spiego. L'ha letto, c'è una dichiarazione contrastante fra quanto dice lei di non aver mai saputo nulla e quanto invece dice l'ha letto, che invece riferisce di averglielo detto sia a lei che a Bascio, riferito della presenza di Scattone e di Ferraro in quel giorno, in quel 9 maggio, nella stanza numero 6. Lei ci può spiegare un motivo per cui l'ha letto dovesse dire una cosa falsa, dal momento che... Io questo non lo so, ma siccome presumo che avendo parlato dopo 36 giorni, quindi lei per alleggerire, diciamo così, la sua posizione, allora ha messo in mezzo anche noi, me e Bascio. Ma così non alleggerisce, perché se l'ha letto sa di non avergli detto nulla. Presidente, c'è opposizione. C'è opposizione perché? Perché si chiede una valutazione al test sul perché l'ha letto avrebbe Ma non è fatto un nulla. test. Fatemi dire deputato, mi il scusi. fatto è questo, che noi abbiamo di fronte non un testimone, ma un imputato, anzi un imputato. E quindi non vale quella regola. Sì, ma non può sapere i motivi che hanno Sì. portato. Peraltro quella regola che vale per i testimoni non vale per gli imputati e potrebbe fornire una spiegazione anche in relazione al fatto che la signora conosceva dal letto da tempo e aveva rapporti buoni con lei. Non amichevoli, rapporti soltanto di buone colleghe? Di buoni colleghi. Sì. Lei non è in grado di fornire questa spiegazione? No. No, ma è una contestazione in realtà, Presidente, perché quando la signora giustamente mi dice era una mossa dell'alletta per alleggerire la sua posizione, l'alletto non alleggerisce la sua posizione, perché se lei è Basciu, se l'alletto sa di non averlo mai detto, dovrebbe dire una bugia sapendo di mentire. Scusi Presidente, c'è opposizione perché questa è una valutazione. Questa è una valutazione. domanda, è un'argomentazione che può inserire nelle conclusioni finali. Lei, le contesto che lei a precisa domanda rispose al pubblico ministero perché non voleva portare da sola un così pesante fardello. Certo, dopo aver fatto le famose Ecco, volevo sapere, dichiarazioni. la domanda è questa: è per lei un fardello testimoniare, dire la No, verità? nel modo più assoluto, anzi le dirò, se l'hai letto o tutto sommato, io sarei stata l'ultima persona alla quale l'ha letto avrebbe fatto una confidenza del genere, conoscendo il mio modo di pensare. Perché che modo di pensare ha lei sul punto? Perché lei sa benissimo che non avrei taciuto neanche mezz'ora, avrei spinto innanzitutto lei a farlo e poi mi sarei, vedendo diciamo la sua come dire, il suo rifiuto a confessare, a dire, ci sarei andata io. Se l'avesse Certo, saputo. nel modo più assoluto. Guarda. Lei per prima si sarebbe attivata, così anche Bascio. Certo che mi sarei attivata, credo, senza dubbio. Ho capito. Io al momento non ho altre domande, Presidente, mi riservo all'esito dell'interrogatorio dei difensori. Sì. La parte civile. Signor Rilli, ci può dire cortesemente il suo orario di lavoro? Il suo orario di lavoro, parlo all'epoca dei fatti evidentemente. Dire? Il suo orario di lavoro. Le 6 ore che facciamo tutti gli statali? qual sì, diciamo così, dalle 8 dovrebbe essere alle 8 alle 2 oppure viceversa, dall'1 alle 7 perché facciamo anche i turni pomeridiani. Lei ricorda se il 9 maggio del 1900, qual era il turno che lei ha svolto il 9 maggio del 1997? La mattina. La mattina, perciò lei era, da che ora è entrata e a che ora è andata via? Un pochino prima delle 8, credo qualche minuto prima delle 8, poi fatte le 6 ore siamo andati via. No, io parlo di lei, lascia andare siamo perché... No, io ho detto siamo perché il giorno in cui mi incontravo con l'alletto mi dava un passaggio fino a un certo punto. Sì. Scusi signora, lei ha timbrato personalmente il cartellino la mattina al momento dell'entrata? Certo. E all'uscita?
Certo, sì. Lei è arrivata da sola in ufficio o è arrivata insieme a qualcun altro? Beh, questo non lo ricordo adesso, a distanza di tempo. E è uscita insieme a qualcun altro? Insieme al letto? Insieme alla letta. Avete usato lo stesso mezzo per andare via? Sì, mi dava uno strappo fino a un certo punto. Lei Cioè, con in la altre parole, se macchina. capisco bene, era la macchina della signora a letto. Sì, E a che ora è uscita, mi ripete, scusi, verso le? sono stato verso le 2. Verso le 2. Lei ricorda chi più o meno ha incontrato quella mattina del 9 maggio del 1997 in istituto? Sì, posso ricostruire la cosa? Prego. Di buon mattino il dottor Saveresi e la dottoressa Troncarelli, pronti per partire per Teramo, che c'era un convegno a Teramo. Lei sapeva che ci sarebbe stato questo? Che No. era in corso? Ah, No, l'ho saputo quel giorno, quella stessa mattina. prego. Continui, scusi. Poi un pochino più sul tardi venne la dottoressa Lipari. Sul tardi che significa? Verso che ora? Sono stato verso le 9:30, non lo so, io faccio molta fatica a vedere l'orologio, ci vedo poco, l'orologio è piccolo e quindi sono stato verso le 9:30. Va bene. E quindi con la dottoressa Lipari abbiamo fatto una lettera per un professore tedesco che stavamo organizzando un seminario. Scusi, questa lettera con la dottoressa Liberi è stata fatta appena arrivata la dottoressa Liberi in istituto o in un momento successivo? Beh, è appena arrivata, credo più o meno, dopo aver cercato gli indirizzi, varie cose, insomma, che potevano servire per questa lettera. Mi scusi signora, se lei ricorda, questa lettera era già scritta, diciamo così, a penna e poi era battuta lei su un computer o a macchina, non so, anzi ce lo deve Ma dire lei. mi pare di ricordare che la dottoressa Lipari avesse con sé una copia, però me la stava dettando in computer lei. E poi? E poi ogni tanto si muoveva, non so per quale motivo, andava. Io, tant'è che poi dopo, visto che la lettera la stavamo quasi finendo, ho preso la copia che lei aveva lasciato lì e l'ho finita da sola. Ok. Chi altro ha incontrato, perché io poi l'ho interrotta, mi scusi? Dunque, la dottoressa Vitabile e mi pare nessun altro. Nessun altro. E invece amministrativi? Amministrativi ci stavamo Cioè lei per ora ci ha riferito soltanto di assistenti, mi pare che queste 4 persone che lei ha citato sono assistenti. Sì. Ecco. Amministrativi tutti tranne il Panattoni e la Cappelli che erano malati. Tutti che significa, mi scusi? Dunque io, l'Alletto, il Bascio, l'Iperota. E siete entrati tutti più o meno all'ora in cui lei ci ha detto, cioè alle 8 meno un quarto, se ho capito bene? Non lo so, anche perché l'orologio non sta nella segreteria dove sono io. Voi dove timbrate? Nella sala della biblioteca. Sala della biblioteca. Chi è che, come dire, controlla o chi è in consegna l'orologio marcatempo? Nessuno, andiamo lì, prendiamo il cartellino e timbriamo. Quando lei è arrivata, chi c'era già in ufficio? Si ricorda? Non mi ricordo. L'Iparota era già presente? Ma penso di sì, perché l'Iperota aveva orari un pochino diversi dai nostri, Chi è che arrivava apriva? leggermente prima di noi. Mi scusi signora, chi è che apriva l'istituto proprio? Chi è che aveva la chiave per aprire l'istituto? Beh, per la stanza dove stanno tutte le altre chiavi, l'Iperota, e poi io per esempio per accedere in segreteria ho la mia chiave. No, io parlavo della chiave di accesso all'istituto, poi ogni stanza immagino che abbia le proprie chiavi. Ma l'istituto è aperto. È aperto? Sì, è aperto, poi c'è la stanza dove ci sono le chiavi di tutte le altre stanze, che è dove sta l'Iperota. E qual è la chiave? Ecco. Prego, scusi, continui. Sì, dove sta l'Iperota e il Panattoni. E? Poi ognuno abbiamo le proprie chiavi per la propria stanza. Il dottor Bascio era già arrivato quando lei... Non mi ricordo. Non si ricorda. Scusi, il dottor Bascio è in una stanza limitrofa alla sua? Attigua alla sua? Attigua. Attigua. Sì.
E passa dalla sua stanza per andare... No, potrebbe passare anche da un'altra uscita. Perciò lei non ricorda quando è entrato? No. Non ricordo. Lei ricorda invece quando è uscito il dottor Bascio? Il dottor Bascio? Sì. Dunque, quel giorno mi sa che uscì leggermente prima. Leggermente prima, che sia un quarto d'ora, mezz'ora, un'ora? Beh, diciamo un quarto d'ora, mezz'ora forse. L'ha visto lei andare via? Mi pare di sì. Possiamo collocare quindi, se lei è uscita verso le 14, che il dottor Bascio sarebbe uscito verso le 13:30? Non lo so adesso, a distanza di tempo, non ricordo bene. Non ricordo esattamente. E Liparota l'ha visto andare via? Non ricordo, ripeto, perché la segreteria sta giù in fondo. Ecco. E Liparota, cioè non so se lei ha visto come è composto l'istituto. Sì, l'abbiamo fatto. E Liparota sta lì, e siamo alle due estremità dell'istituto. Senta, lei normalmente opera e lavora nella sua stanza o ha, per motivi di lavoro, necessità di occasione di recarsi anche in altre stanze? Raramente, perché non faccio parte della biblioteca e quindi non vado a prendere libri nelle varie collocazioni. Scusi, raramente che significa che lei normalmente lavora nella sua stanza? Normalmente lavoro nella mia stanza e difficilmente esco. Perciò lei non è in grado di vedere e sapere quante persone e chi abbia frequentato l'istituto quella mattina, salvo quelle che lei ricorda di aver incontrato personalmente? No. Non è in grado. Senta, il dottor Ariemma c'era quella mattina? Sì, però chiesi poi, mi pare verso le 10, un permesso per andare alla Nazionale, che stava facendo un lavoro di ricerca alla Nazionale. E poi è rientrato in ufficio? E rientrò dopo fatti compiuti, infatti mi ricordo che quando lui rientrò commentammo insieme a lui. Quali fatti compiuti? Perché... Il fatto della povera ragazza. Ecco, allora ci dica, quando è rientrato? E commentammo insieme l'accaduto. Cioè era subito dopo il fatto o molto tempo dopo? Per esempio, l'ambulanza, la polizia erano già Era arrivati? già venuta, sì. Ma lei l'ha visto arrivare in quel momento Ariemma oppure avete commentato insieme perché Ariemma era ritornato già in ufficio? No, l'ho visto proprio arrivare perché venne e lasciò la chiave nella mia segreteria. Ho capito. Quando è rientrato? Venne a riprenderla. Sì, ho capito, sì, è chiarissimo. Senta, la dottoressa Liberi quante volte l'ha incontrata quella mattina e quante volte ha avuto occasione di parlare con la stessa? Non saprei, insomma quante volte, 2 o 3 volte, perché abbiamo fatto insieme quella lettera per quel famoso seminario che si stava organizzando e quindi poi lei venne a cercarla, una signorina mandata da un'altra facoltà, non so da chi. Lei per stare dietro a questa qui, non so, per indicargli qualcosa, qualche testo, si allontanò e fu in quell'occasione che io finì da sola la lettera. Lei non sa dove si sia allontanata, verso dove si sia allontanata la dottoressa Liberi con questa studentessa alla quale lei fa cenno? Non sa dove sia andata? Ma veramente io una volta l'ho vista nella stanza attigua alla mia, quella che chiamiamo la sala dei computer o dei laureandi, sì. Parlare, conversare con questa qui lì in quella sala. Ho capito. Senta, torniamo un momento al momento, quello che lei ha chiamato il fatto, cioè quello che è accaduto alla Marta Russo. Lei dov'era nel momento in cui si è verificato il fatto? Io ero nella mia stanza, quando ho sentito la sirena ho fatto alla collega mi scusi se l'interrompo, la prima volta che lei si è accorta che era avvenuto qualche cosa è stato quando la sua attenzione è stata richiamata dalla sirena? Dalla sirena, sì. Allora, prego, dica. Ho fatto alla mia collega, qualcuno si è sentito male
perché la sirena si sentiva che era proprio lì sotto, perché io sono da questa parte e poi il fatto è successo in quest'altra, Sì. nell'altro verso. Dico, qualcuno Cioè si la sta sua stanza, mi scusi, perché lei facendo le mosse così non indica la corte. La finestra della sua stanza dà sulla via dove è caduta la Marta Russo? sinistra, no, Sull'altra via, all'angolo. sì, all'angolo. Non si affaccia su No, quel la mia vialetto. stanza no. Lei prima ha detto, mi sono rivolto alla mia collega, chi? Un allora- secondo, per favore, mi potete dare il verbale di sopralluogo, le relative planimetrie? Staranno sopra. Così facciamo vedere all'artista la planimetria e ci facciamo indicare esattamente la stanza da lei occupata. Perfetto. Se allora la collega alla quale faceva riferimento, chi è? L'ha letto. Era rientrata nella sua stanza? Ce l'avevo di fronte, infatti io feci al letto, qualcuno si sta sentendo male, si è sentito male e va bene, io stessa mi sono alzata per vedere fuori dalla finestra, ma siccome i davanzali sono belli larghi, poi io davanti alla mia finestra ho anche la macchina da scrivere, ho fatto così, piccolina sono, non ho visto nulla e mi sono riseduta. Ma poi lei per andare ha risentito l'ambulanza andare via anche? Poi ho risentito l'ambulanza andare via, E da che allora l'ha letto già non stava più al suo posto di fronte a me. Io ho detto, ma è proprio qui vicino, potrebbe essere anche una persona che io conosco. E mi sono alzata di scatto per andare incontro, per uscire, per vedere lungo il corridoio. Invece prima di uscire nel corridoio, mentre stavo aprendo la maniglia, mi sono andati gli occhi in quella sala di lato, quella che chiamiamo la sala dei laureandi, e ho visto sulla finestra delle persone. E chi erano queste persone? Allora che sono erano andata di corsa lì e ho chiesto che sta succedendo, che è successo. Ma chi era alla finestra? Queste persone era di sicuro, di certo, l'ha letto e un'altra signorina che poi ho saputo chiamarsi Castiglia, che stava studiando lì in quella sala. Allora mi hanno detto, ma sa E una basta, non c'erano altre persone? Prego, scusi. Prego. Continui, scusi. Posso non continuare? interrompa. Sì, prego, ci mancherebbe. E allora mi sono affacciata anch'io in finestra, ho visto di sotto tutta una confusione, fotografi che posizionavano quelle lettere a bighe e mi hanno detto una ragazza. Il mio primo impulso è stato quello di rientrare nella segreteria, telefonare a mia sorella per sapere se le mie nipoti, siccome sono studentesse universitarie, se anche loro stessero o no in giro per l'università. Mi ricordo persino che dissi a mia sorella, fagli mangiare un pochino di più, che con questo caldo non ci vuole niente a sentirsi male. Adesso hanno appena portato via una ragazza che si è sentita male. Poi sono tornata nuovamente di là, nella stanza che dava dove è successo il fatto, e lì mi sono rimessa in finestra quando mi toccava la finestra, perché metà era occupata dal condizionatore, l'altra metà eravamo più persone, tutta per capolino da lì. E lì chi diceva può essere stato un incidente di motorino, chi un malore della ragazza, chi così, tutto. Scusi, qui. quando lei dice chi diceva questo e chi diceva quell'altro, si riferisce alle persone che erano in finestra insieme a lei? Sì, o è- tra noi. Eravate in tre? E io poi dopo in aggiunta anche il professor Romano mi ricordo poi. È arrivato anche lui, si è affacciato Sì, con voi, ha sì, commentato, che ci ha si commentato. commentava, ma mi ricordo persino che si diceva sì, ma se un malore della ragazza, per quale motivo c'è la polizia? Dice allora sarà stato un incidente di motorino o qualcos'altro. Cioè, tra voi quattro erano queste, lo scambio di battute che si facevano in quel momento. Sì. Non è arrivato qualcuno da fuori, dall'esterno, che ha invece dato notizie diverse da questi? Noi dunque l'abbiamo saputo un pochino più sul tardi, poi ci siamo un po' ritirati nelle nostre posti di lavoro, un pochino più sul tardi abbiamo saputo che quello che era successo, che rientrando dal bagno a letto
mi ricordo ancora l'ha letto, dopo ho dovuto riordinare molto le idee, fare uno sforzo di memoria che l'ha letto, portava le chiavi del bagno in mano e diceva con queste chiavi così, avete visto cosa è successo? Io dico, la ragazza che si è sentita male, no? No, ho incontrato la dottoressa in bagno, mi ha detto che l'hanno sparata. La dottoressa in bagno chi sarebbe? Mi La Ragno. Come? La dottoressa Ragno. La dottoressa Ragno. Sì, me lo grazie. È indicata tra i testi. Sì, non avevo proprio percepito il cognome. Prego, scusi, continui. E tutto qui, e poi l'hanno sparata, faccio io, ma che davvero mi dici? Prendo il telefono e chiamo la presidenza dove sta questa dottoressa Ragno, mi rispondono dalla presidenza, dice sì Maria, sembra proprio così, ne sappiamo ancora quanto vuoi, ma sembra che le cose siano andate proprio così. Ho capito. Senta, lei quella mattina ha avuto occasione di incontrare il dottor Ferraro o il dottor Scattone o tutti e due? O tutti e due? No, nel modo più assoluto. Lo esclude? Lo escludo. Lei, in un interrogatorio reso al PM al dottor Ormanni il 24 luglio, dice che ha potuto ricostruire la presenza della dottoressa Avitabile da una borsa. Ecco, Sì. cioè soltanto con una ricostruzione. No, la dottoressa Avitabile io l'avevo già citata nei precedenti verbali, poi dopo in quel verbale lì mi ricordavo anche la borsa della dottoressa Avitabile messa dietro la mia sedia. Cioè lei, la presenza della dottoressa Avitabile la ricordava fin dall'inizio, di altre persone invece le possono essere venute in mente dopo o non le sono mai più venute in mente? Non mi sono proprio venuti in mente, no che non mi sono venuti in mente, perché, come dire, quello fu un giorno un pochino particolare, quindi ho fatto un po' una fotografia alle cose, perché poi dopo uno sforzo di memoria per ricordare. Senta, signor Liri, lei ha parlato successivamente, immagino con altri suoi colleghi, ma anche, mi interessa, con l'ha letto. Avete avuto occasione di parlarne di nuovo di questo episodio, di quanto accaduto? Si parlava sempre, la mattina ci mettevamo tutti intorno ai giornali a leggere, a commentare. Ecco, e ci può dire se ci sono state delle frasi, degli apprezzamenti o delle considerazioni particolari che la signora Letto le ha fatto e se sì, in che circostanza? Non il commento di quello che c'era scritto sul giornale. Non i commenti di quello che c'era scritto sul giornale, qualche cosa che non era scritto sul giornale, qualcosa di diverso. Sì, un giorno, la prima volta. Cioè? Che ho avuto una confidenza, la sola ed unica confidenza che ho avuto dalla Letto. Ce la vuol riferire cortesemente? Sì. Tornando a casa, uno dei soliti giorni che si usciva insieme, mi disse che Maria ci sono dentro fino al collo in questa cosa. Dico tu, feci io, e che c'entri tu, che c'entriamo noi, veramente? Dice, beh sì, perché ben 2 persone hanno fatto il mio nome che io mi trovavo nell'aula 6, ma veramente, e chi sono? Allora lei dice, pur non essendoci mai stata, allora lei mi fece capire che una di queste era la dottoressa Lipari, senza nominarla però. Senza nominarla mi fece capire questo, e l'altro mi disse il dottor... Scusi, senza nominarla le fece capire, e come ha fatto senza nominarla? Mi fece capire con vari gesti e mosse, una lo sa, è inutile che te lo dico, lo immagini chi può essere, insomma... No, non l'avevo ancora capita. Perché... senza fare il nome della Lipari, ma diciamo così richiamandola con i vari nomignoli. E cioè quali sarebbero stati? Ma preferirei no. No, signora, ci devi dire tutto. Tutto devi dire, tutto quello che sa ce lo devi Non so, dire. per esempio, Se vuole, la principessa, perché è imputata, è giusto, è imputata, può anche non dire, però se vuole farebbe una cosa utile alla giustizia.
E anche a Sì, al suo solito, non so, la chiamava come la principessa, senza fare però il nome Lipari. Non è offensivo chiamare una persona principessa, No, soltanto per i repubblicani. Sì, lo so, ma... E poi, oltre la C'è principessa... l'altro il Ferraro, poi nel frattempo eravamo arrivati... Allora, prima c'era la principessa, poi l'altro è Ferraro. Che Sì. fa Ferraro? Cioè la Lipari dice Ferraro ha detto... No, l'ha letto. L'ha letto, Sì. scusate, l'ha letto, dice Ferraro ha detto che io stavo nell'aula numero 6. Sì, nell'aula 6. Scusi, perciò ha fatto di Ferraro, ha fatto il nome della Lipari. Senza nominarla mi ha fatto capire chi poteva essere. Come? Senza nominarla. Senta, mi scusi, io le devo contestare, è veramente è Scusi, imputata. posso aggiungere una cosina? Sì, certo. Poi nel frattempo eravamo arrivati dove lei mi lasciava solitamente con la macchina e lei a macchina ferma finimmo il discorso. E poi io, prima di scendere, le feci pure così, dandole un colpetto sul braccio. Ah, ma stai tranquilla, allora ti vogliono spaventare, perché se di Ferraro la stampa fino a ieri ha sempre detto che stava in casa, che all'università non ci stava. Poi io scendo dalla macchina, la ringrazio per il passaggio e le raccomando ancora di stare tranquilla. Senta signora, mi scusi, lei conferma gli interrogatori resi in precedenza al pubblico ministero eccetera e anche in particolare quello reso il 18 giugno del 97 al giudice per le indagini preliminari? No. E conferma, non lo so, la domanda è stata fatta... No, perché la signora adesso ha detto una cosa, che c'è un'aggiunta che non c'era. allora può procedere alla contestazione. Sì. Beh, non è un test. E che vuol dire? La contestazione si fa anche nei confronti degli imputati, anzi soprattutto... Vorrei prima che si mi confermasse la circostanza. La signora ha detto, Maria, ci sono dentro fino al collo perché per ben 2 persone hanno fatto il mio nome e oggi l'ha ripetuto. Poi oggi ha aggiunto, malgrado non fossi entrata nella stanza, qui lei non l'ha detto. Questo l'ho detto. Oggi l'ha detto, ma non l'ha detto nel verbale, questo le sto dicendo. Le ho chiesto chi fossero, ma lei mi ha risposto che era spiacente ma non lo poteva dire. Le persone in questione, a quel che mi disse, avevano riferito di averla vista entrare nell'aula 6 e dissi che si poteva confidare, allora le fece il nome. Una delle persone in questione era la Lipari e l'altra il Ferraro. Perciò lei qui non parla di soprannomi in relazione alla Lipari, fa soltanto i 2 nomi e non dice di aver aggiunto la signora Letto che in verità non c'era entrata. Sì, va bene, dipende un po' pure se le cose si dicono per intero dalle pressioni che si hanno. Le pressioni, certo. Le pressioni, come per esempio adesso lei che ha insistito per farmi dire per quanto riguarda il soprannome, eccetera. No, veramente è stato il Presidente a insistere, signora, di dire qual era il soprannome. Sì. E lei ha aggiunto, ma lo devo dire, preferirei di no. Io ho detto allora, ma perché? Si dica tutto quello che sa, nell'interesse della giustizia. E lei ripeteva, va bene, principessa. Allora io mi sono meravigliato, perché il termine principessa, tranne che per un repubblicano, non è un'offesa. E questo non è una pressione, no? O lo chiama pressione? No, non è una pressione, ma è diciamo una precisazione. È semplicemente un invito. Un invito a dire la cosa fino in fondo. Certo, è un invito. Ecco. Tenga presente che lei ha il dovere. No, lei non è testimone, è imputato. Lei può anche non avere questo dovere di dire la verità. Senta, signora, sempre nello stesso interrogatorio avanti al GIP, risalente appunto al 18 giugno, le fu chiesto se lei aveva visto Ferraro Scattone e lei disse di no. E le hanno contestato che invece proprio Scattone diceva di essere stato in istituto verso le 12:30. Lei cosa può dire su questo punto? Non l'ha visto? L'ha visto? Sì, Prego. io non ho escluso che Scattone potesse stare in istituto, però non è venuto in segreteria da me. Ecco, questa era la sua posizione, Sì, cioè sì. lei non l'ha visto perché Io non è non l'ho venuto... visto in segreteria, anche perché ci tengo a precisare, Scattone ne ha talmente poco, il dottor Ferraro qualche volta di più.
qualche volta in più, ma Scattoni veniva talmente poco, solo quando aveva proprio qualcosa di urgente da chiedere. Scattoni, a dir tanto, l'avrò visto, diciamo, 10-15 volte in tutti questi anni che sta lì. Ho capito. Mi scusi, quindi, in generale, scusi che l'ho interrotta, prego, continui. E quindi la presenza di Scattoni in segreteria non mi poteva passare inosservata, dal momento che non era uno degli assidui. Ma gli altri assistenti in generale venivano in segreteria? Sì, vengono a salutare, a parlare, a conversare, si fermano, parliamo del più e del meno. Okay. Anzi, ce ne sono alcuni che fanno addirittura assistenza in segreteria, tanto per rimanere lì. Ok, senta, lei ricorda che un sabato, ma lei nell'interrogatorio precedente non ha precisato quale, l'Alletto era stata convocata in questura e sottoposta ad interrogatorio. Sì. Ecco, lei ci può dire qualche cosa in relazione a questo? La sua posizione, intendo dire. Mi vuole spiegare meglio la domanda? L'Alletto fu convocata in questura per essere interrogata. Lei dice genericamente un sabato, poi lei se lo ricorda ci dirà quale sabato era. Ricorda di aver poi lei, signora Aurili, cercato l'Alletto e se sì ancora? Sì, ecco, tant'è prego. che io quel giorno, dunque era un sabato e mi ricordo... Non ricorda che sabato fosse, no? Aspetti... potrei anche ricostruire la cosa con un calendario, con qualcosa, ma era giugno o maggio? mi sa che doveva essere giugno, un sabato, dunque, Un calendario del... se non sbaglio il 13 di giugno. 13 giugno. Prego. E che quindi venne un signore della questura e disse all'Alletto che doveva passare in questura a firmare dei fogli che non ha firmato i giorni prima. E io in quell'occasione devo dire che la vidi molto molto agitata l'Alletto, tanto. E allora fece al dottor Bascio, dico, mica la vogliamo mandare sola in questura, così agitata, così cerchiamo di accompagnarla. Bascio aspettava una telefonata da Firenze, allora mi offrì io di accompagnarla in questura. Poi a quel punto subentrò il dottor Napoli, mi disse, signora, lei guida? Dico, no, io non guido. Cioè, allora vado io, che poi invece mi sa che poi sono andati con la macchina della stessa Alletto. È andato il dottor Napoli a accompagnare l'Alletto in questura. Chi è il dottor Napoli, mi scusi? È un altro cultore della materia. Prego, e allora poi che cosa è accaduto dopo? È andato in questura. Io Intanto poi, scusi, che ora era? beh, metà mattinata. Poi io l'ho accompagnata fino alla porta. Ricordo aveva con sé un golfino di filo, non riusciva a piegarlo, lo piegava, poi non gli tornava bene, poi l'ho accompagnata poi fino alla porta e le ho detto, fai sapere qualcosa, fai sapere, chiamaci. Invece, vedendo che lei si era fatto tardi, non aveva detto nulla, non aveva chiamato, sul tardi l'ho chiamata io e mi ha risposto la figlia. Tardi la stessa mattinata? No, nel pomeriggio, nel primo pomeriggio. Mi ha risposto la figlia che la mamma non c'era ancora. Allora io, per non allarmare la figlia che la mamma stava in questura, dico, senti, siccome mamma tornerà stanca, senza stare a dire alla ragazza è andata in questura o meno, allora quando la mamma torna mi fai un colpo di telefono. Visto che questo colpo di telefono non arrivava, di sera chiamai di nuovo, mi rispose il marito e questo, come sentì la mia voce, abbassò. Sì. Signora, prima che lei continui, le faccio presente che il 13 giugno è venerdì. Lei aveva parlato di sabato? 13 dell'altro anno? Sì, 1997. Le do il calendario così si orienta meglio. Guardi pure. Aspetti, rimanga seduto. No, signor Presidente, fu il 14, il giorno che poi fece le famose rivelazioni, fu proprio il 14. 14 di sabato? Sì, un sabato. Sì, infatti corrisponde che il 14 è l'interrogatorio. Sì, quindi è servito il calendario.
regalatomi dall'ANLA. Ecco, scusi, lei dopo ha parlato, non parlo di quella sera, signora mi scusi, non quella sera stessa, ma successivamente, non so se la domenica o il lunedì o quando, ha avuto occasione di riparlare con l'Alletto? Dopo diversi giorni, quando lei è tornata in ufficio, ma pure poco, perché giustamente era successo tutto quel che era successo, mi aveva fatto fare gli arresti domiciliari e giustamente io non nascondo che non trovò più la Maria di prima. Ma lei perciò non ha chiesto i motivi della lunga presenza dell'Alletto in questura, che cosa gli fossero detti o meno? A lei? Sì. No. No, perché poi quando è rientrata non è che le davo più la confidenza di una volta. Sì, ma mi scusi, quando è rientrata, qualche giorno dopo mi ha detto l'episodio che invece in cui è stata coinvolta lei personalmente, le ha contestato, ha detto qualcosa all'Alletto, perché è riferito, che cosa è accaduto, eccetera? No, non ho detto nulla, di voglia ne avevo tanta non dico di aggredirla, ma quasi, però non ho detto nulla. Non ho detto nulla anche perché, non vorrei adesso aggiungere delle cose, perché non le ritenevo più una persona sincera. Dico, magari io le dico buongiorno, lei può dire che le ho detto buonasera. I commenti poi li faremo successivamente. L'ultima domanda è questa, signora. Prima di questo, com'è? Sì. No, i commenti nostri, io evito di fare commenti quando faccio domande. Sì, esatto. Prima di questo del 14 giugno al quale abbiamo fatto riferimento, la Alletto era stata già interrogata? Sì, credo, però a me non è che dicesse molto spesso, che raccontasse molto spesso le sue peripezie. Ecco, mi riferisco però a questa frase che lei ha già usato. Non sempre parlava degli interrogatori o non mi diceva molto spesso. Ecco, io vorrei capire però, lasciamo andare se spesso o meno, raccontava qualcosa degli interrogatori oppure non diceva nulla? Perché se lei mi dice non molto spesso mi parlava di interrogatori, sì, che qualche cosa riferisce. Qualche volta sì, diceva, sì. E ci può dire che cosa riferisse a lei? Non so, che l'avevano tenuta più o meno, una volta infatti l'ho incontrata anche in questura, poi mi disse da che ora l'avevano prelevata, a che ora l'avevano lasciata libera, eccetera, ma non molto profondamente. Sì, chiaro, ma non molto profondamente, può essere pure che dice vi hanno chiesto se sono andata a spasso, per dire. Vorrei capire il contenuto, il non molto frequentemente, lo spesso, che cosa riferiva, di che cosa avevate parlato o parlavate quando dopo gli interrogatori l'Alletto le confidava, sia pure non spesso, qualche cosa in ordine agli interrogatori. Non lo so, perché io non credevo che lei, sapesse così tante cose con quello che poi in seguito ha detto, stando a quando ha detto in seguito, e quindi si faceva e non si faceva proprio caso. No, credevo una come un'altra, come me, come... È per questo. Sì. Va bene, signora, l'ultima domanda veramente che mi ero dimenticato prima. Le stanze, lei ha accennato al fatto che le singole stanze avessero delle chiavi che erano depositate presso la sala cataloghi. Nella sala che noi abbiamo saputo chiamarsi assistenti, chi era libero accesso oppure vi erano, come dire, degli impedimenti per entrare, oppure chi ci poteva entrare, in poche parole? Tutti potevano entrare? E tutti potevano entrare, a cominciare dal pubblico. Non so se c'era qualche giovane in attesa di poter parlare con l'assistente di turno del giorno e si metteva ad attendere lì dentro, oppure chi magari aveva un po' più di confidenza, oppure a passeggiare su e giù per il corridoio in attesa dell'assistente. Scusi signora, ma la sala assistenti era chiusa a chiave normalmente, o sbaglio? Solitamente la aprivano, io di questo non ne so molto perché non mi sono mai interessata di queste cose, solitamente la aprivano all'arrivo del primo assistente. Signora, lei nell'interrogatorio reso il 27 maggio
Lei dice, scusi, che alla sala assistenti, ecco, quella mattina non credo di essere mai entrata nella sala assistenti, anche perché per noi che non siamo assistenti non esiste alcun motivo valido per entrare in quella sala. Certo, sì, Così mi faccia finire. Tranne che per chiamare uno di loro per diversi motivi o per consegnare. Sì. Non entriamo quindi nella stanza per fare una telefonata per affacciarsi. No, niente, abbiamo il telefono di là nella Allora, segreteria. ecco, la domanda era questa: nella sala assistenti chi è che poteva accedere liberamente, sia pure dopo che qualcuno abbia all'inizio della mattinata ovviamente aperto la porta? E gli assistenti e i laureandi. Gli assistenti e i laureandi anche a prescindere dalla presenza degli assistenti? Beh, qualcuno, come l'ho detto prima, qualcuno che aveva un po' più di confidenza, che si riteneva più di famiglia, Ma diciamo, lei lo sa attendeva per scienza dentro. diretta oppure lo sa perché l'ha constatato? Lo sa perché l'ha constatato o no? No, questo è stato, ho visto qualche volta qualche persona lì dentro, non so, per esempio se sono andata che cercavo qualche assistente al telefono e sono andata a chiamarlo, magari trovavo lì qualche laureando già in attesa dell'assistente. Ho capito, la ringrazio. E poi credo che sarà, dopo le domande del collega di Marco Civile, acquisire per vari per quale ha fatto la contestazione. Le parti contestate? Avvocato, Posso? Dica. Sì, avvocato Flammini, parte civile. Signor Orilli, a me interessa molto ritornare per un attimo. Ritornare? Per un attimo Sì. a quell'episodio relativo alla dichiarazione che la signora a letto le fece in macchina. Vale a dire, Maria, ci sono dentro fino al collo perché 2 persone hanno fatto. Sì. Vorrei sapere, se è possibile, se lo ricorda, il contesto. Lei ha già detto che eravate in macchina, che accompagnavano a casa, ma di che cosa parlavate? Quando? Quando è avvenuto questo fatto? Cioè, come è avvenuta questa... Beh, già si notava molta tensione sull'istituto e quindi si stava un pochino tesi, la stampa che parlava sempre dell'istituto, noi che venivamo interrogati una volta uno, una volta un altro, eccetera, e quindi c'era molta tensione già. Sì, grazie, però io volevo sapere un'altra cosa, cioè, vediamo un momentino. Voi montate in macchina e partite. Quando avviene questa dichiarazione? Appena partiti? No. Dopo un certo tempo? Sì. E di che cosa avevate parlato fino a quel momento? Del più del meno si poteva parlare. Quindi non dei fatti dell'università. Si poteva parlare anche del pranzo, tanto per dire, No, signora, di quello che si faceva per pranzo. Sì, no, scusi, io non voglio sapere di che cosa si poteva parlare. Se lei ricorda di che cosa si stesse parlando prima che la signora a letto le facesse questa sua confidenza, diciamo. No, non se lo ricorda. Né si ricorda se questa confidenza è avvenuta improvvisamente, cioè senza che si parlasse nel contesto. Non credo tanto spontaneamente così, forse si stava parlando già magari di queste tensioni che si vivevano lì dentro, di tutto questo dire della stampa, di queste cose. Sì, questo accade il 18 di giugno, se non vado errato. No. No, l'ha appena detto, no. accade il 14. Un discorso Non l'ha detto proprio quando accade. La dichiarazione che lei fa è del 18 di giugno. No, quello è No. l'interrogatorio. No. Interrogatorio. Lei ci deve riferire, signora, quando avvenne questo colloquio in macchina tra lei e la signora a letto? Dunque, avvenne molto a ridosso del mio avviso di garanzia, se non sbaglio proprio il giorno prima. Io ho avuto l'avviso di garanzia il 12, no, il 12 mi pare. Le è arrivata a casa l'avviso di... No, lì, quando stavamo facendo lì in istituto, stavamo facendo tutti riuniti in questa grande sala che abbiamo, una lettera, una dichiarazione pro Romano, e quindi ci stavano un po' tutti. E arrivano 2 signori della questura, chiedono di Maria Urilli. Che era il 12 giugno. Credo il 12 giugno. E questo colloquio con
questa conversazione con Lalletta avvenne il giorno prima? Credo, sì, proprio il giorno prima, mi sa. Quindi, se ho ben capito, signora Aurilli, il 12 di giugno lei già sapeva che la Alletto aveva dichiarato di essere stata vista nella stanza. Che 2 persone avevano dichiarato che l'avevano vista nella stanza numero 6. Quindi lei sapeva che la signora Alletto le aveva detto che 2 persone avevano dichiarato di averla vista nella stanza 6. Sì. E faceva, se ho ben capito, indirettamente il nome della dottoressa Lipari Sì. e direttamente invece Di il nome del Ferraro. dottor Ferraro. È così la cosa? Sì, sì. Grazie. Signora Aurilli, avvocato Petrucci, lei parlò con qualcuno di questa confidenza che ricevette dalla signora Alletto? No. Non sentì il bisogno di riferirla alle autorità inquirenti che stavano indagando? Come? Non sentì il bisogno di riferirla alle autorità inquirenti che stavano indagando? No, perché lo ritiene così quasi come non dico un pettegolezzo, ma una pressione, una cosa così. Però era una confidenza molto importante. Poi dopo io ne ho parlato, siccome questo è successo dopo l'ultimo mio interrogatorio, dal momento che al dottor Montoni poi, quando sono stata risentita, perché io dopo quel fatto lì non sono stata più risentita se non dal dottor come prima volta al dottor Montoni, e lì Montoni si chiama, e lì al dottore ho riferito questa cosa. Però dal 12 che l'ha saputo al 18 non ne ha parlato con nessuno. Non credo. Senta, facevate delle ipotesi in istituto su questo fatto del 9 maggio? Facevamo? Delle ipotesi su come potesse essere successo? Facevate delle ipotesi tra di voi quando parlavate, quando commentavate? Scusi Presidente, c'è opposizione, l'imputato ha già risposto. Ma mi sembra che chieda una precisazione ulteriore. Se facevate delle ipotesi sul fatto del 9 maggio non sembra che è stato chiesto. Sì, certo. Se vuole può rispondere, se vuole. Ma non ho ferrato bene la domanda. Facevate delle ipotesi tra di voi, colleghi in istituto, sul ferimento e l'uccisione di Marta Russo? Ma non si parlava d'altro? Che ipotesi facevate? E niente. Non si parlava d'altro, cosa si diceva tra di voi? E si diceva, sempre si commentava il fatto della poverina, questo giornale ha detto questo, quest'altro giornale ha detto quell'altro, dicono che il colpo è partito da qui, invece si parlava solo di questo in quei giorni. Senta, Come? Penso di aver detto tutto. No, siccome lei a un certo punto ha detto invece. Poi si è interrotta. Quando si dice invece, Non mi sono lascia neanche pensare accorta a di aver qualcosa detto. di diverso da quello che si è detto prima. No, non mi sono neanche accorta di averlo detto. Un intercalare. generalmente gli assistenti, signora Aurilli, la domanda è questa, generalmente gli assistenti quando arrivano in istituto vengono a salutarla in segreteria o vi incontrate casualmente se passate nei corridoi? Alcuni sì e certi altri no, come ho detto prima un pochino di più il dottor Ferraro, ma per esempio per quanto riguarda il dottor Scattone quasi mai, il dottor Marcone un altro assistente mai, invece certi altri la prima tappa che fanno è venire a salutare me in segreteria. Può dirci che sono quelli che fanno la prima tappa a salutare lei? Non so, la dottoressa Stella, la Vitabile, quasi tutti tranne questi pochi. Ho capito. Senta, lei ha per caso ricevuto pressioni da qualcuno per proteggere e non fare i nomi di Ferraro e di Scattone? In modo più assoluto. Grazie. Per precisare una certa risposta, mi sono procurato la planimetria dell'Istituto di Filosofia, quindi mi inserisco io, mi ricollega alla sua domanda. Signora, si alzi pure, si avvicini a me. Riesce ad orientarsi guardando questa piantina? Un pochino.
Le dico io il punto del corridoio. Ecco. Questo è il corridoio dell'istituto. Le stanze della segreteria sono in fondo. L'ha notato? Dunque, questo dovrebbe essere adesso... l'atrio, l'anticamera o no? La stanza del professor Romano quale sarebbe? Dunque, la stanza del professor Romano, si entra, io adesso non riesco a ricostruire qui su questa piantina la cosa, non so da quale verso, così? Si entra da questa parte, gliel'ho fatto vedere prima, si entra da questa parte, vede? Questa qua è la scalinata dell'università, sì. Si sale, poi si entra, si percorre il corridoio, sì. Qui ci sono le varie stanze, sala assistenti, eccetera. Poi alla fine, in fondo al corridoio, ci sono le stanze della segreteria. Mi sembra che tra queste stanze, poi accanto a una di queste stanze, vi sia la stanza del professore Romano. Sì. Ecco, noi volevamo sapere dov'era la sua stanza. Dunque, la mia stanza dovrebbe essere questa, se non vado errata. Sì, questa. No. Questa, la finestra sarebbe in corrispondenza qui? La strada dove è caduta Mazzarussa è questa. È questa? Sì. Ah, allora questa è la mia stanza, questa è quella di Bascio e questa dovrebbe essere quella di Romano, se riesco a capire bene la piantina. La signora Aurilli ha indicato la stanza che viene indicata con la penna rossa nella planimetria allegato 4 al verbale di ispezione. Se volete vedere il punto, grazie dottor. Però è perché ho ancora i miei dubbi se ho capito bene. Eppure da la tanti pianta. anni lavoro in quel posto, signora. Da tanti anni lavoro in quel posto. Sì, E com'è che ancora... non riesco a capire bene lì cosa... È in grado di fare uno schizzo? Sì. Ecco, allora guardi, con calma, aspetti, poi adesso diamo la parola agli altri avvocati. Poi quando andrà, si siederà di nuovo su uno di questi tavoli, con calma fa lo schizzo. Va bene, senz'altro. Posso, Presidente? Ecco, chi vuole fare domande Difesa a letto. La difesa A letto. a letto. Avvocato Cerasano. Senta signora, lei prima ci ha più o meno descritto quali erano i rapporti tra lei e gli altri colleghi dell'istituto. Mi sente? Non molto. Rimanga seduto, avvocato, forse è meglio così. Così? No, può rimanere seduto. Perfetto. Allora signora, lei prima ci ha descritto più o meno, avvocato Cartolano, se si sposta un attimo posso guardare a sinistra, alla sua sinistra. Come giustamente In linea. Senta signora, allora, lei prima ci ha un po' descritto i rapporti che intercorrevano tra lei e i suoi colleghi dell'Istituto di Filosofia del Diritto. Sì. Ci ha anche detto che spesso, anzi direi quasi sempre forse, avete parlato, avete commentato le notizie che man mano si succedevano sui quotidiani nonché in televisione riguardanti questo delitto che era avvenuto il 9 maggio. Ci può dire se un po' tutti voi facevate delle supposizioni precise su quanto fosse accaduto, compreso, se ciò è avvenuto, il direttore dell'istituto, il professor Romano? Le supposizioni precise non si potevano fare. Come facevamo a fare supposizioni precise? Signora, lei legge per esempio una notizia di una pista che si sta seguendo da parte degli investigatori e ognuno di voi poteva, visto che il fatto riguardava proprio voi dell'Istituto di Filosofia del Diritto, perché le indagini lì si stavano dirigendo. Ma più che personalmente noi, l'istituto. Sì, certo signora, l'istituto, però lei fa parte dell'istituto, ci viveva praticamente, cioè ci andava ogni giorno, ci lavorava, per cui io le chiedo, tutti voi, cioè lei,
la signora Letto, il dottor Basciu, il professor Romano, ognuno di voi faceva dei commenti, diceva qualcosa? C'è stata qualche occasione in cui vi siete ritrovati tutti quanti voi e qualcuno di voi ha detto per me è così, per me No. non è così? No, Ha mai sentito il professor Romano dire a proposito delle indagini questa frase: non hanno niente in mano? no, io non l'ho sentito. Senta signora, in buona sostanza, lei non ha mai espresso nessun giudizio su questo fatto ai suoi colleghi? È questo che mi vuol dire? No, E quando con la signora Letto parlavate, l'ho detto qualche minuto fa, quando parlavate di questa vicenda, in che termini ne parlavate? Ma lei se la sarà fatta un'idea in quei giorni di quello che poteva essere successo? Io penso che è bene non chiedere l'idea, chiedere quello che è stato detto o quello che è stato sentito. Certo. Altrimenti Lei abbiamo ha, una critica allora, riformulo della la domanda, persona. riformulo la domanda, Presidente. Lei ha sentito dei commenti da parte della signora Letto? no, devo dire commenti sostanziali no riguardo la cosa, tranne quel giorno che mi disse che mi fece quella confidenza. Lei, signora, era convinta che in qualche modo l'Istituto di Filosofia del Diritto potesse essere coinvolto in questo delitto? E stavano tutti i giorni lì e quindi si sapeva che l'avevano presa con l'istituto. Signora, Io commenti un pochino, come dire, qualche commento della signora Letto di come veniva trattata quando le facevano indagini, delle pressioni che le facevano, di queste cose, sì, però devo dire non rivolto direttamente a me. senta signora, No, E mi pare che l'ho sentita. non abbiamo capito. Cosa vuol dire non rivolte a me? E quando parlava con altre persone mi pare che l'ho sentita proprio nel giorno in cui poi lei, andando a casa, mi fece quella famosa confidenza. Quel giorno che diceva che parlava con un'altra collega, diceva, però ripeto, non rivolta direttamente a me. Sì, parlando con un'altra collega. Parlando con un'altra collega, parlava appunto, diceva vogliono trovare una persona attentibile, ma ripeto, visto che non è... Vogliono trovare una persona... io adesso praticamente neanche so dirla bene la cosa perché non era rivolta a me l'ha letto. Io ero nella stanza. Sì, ma prima ho usato un termine che io non ho afferrato. Una persona che gli dia fiducia, non so, rivolto agli investigatori. Ha detto il termine attendibile? Sì, Ha detto, lei ha usato il termine attendibile, un qualcosa di questo tipo. E chi era quest'altra collega? Era la dottoressa Cappelli. La dottoressa Cappelli? Sì, l'ho sentita appunto che commentava, faceva un qualcosa. Io stavo nella stanza. Perché in quella stanza che lei ha indicato lei lavora con qualche altra persona? No, io e l'Alletto eravamo. L'Alletto sta nella sua stanza? Stava nella sua Stava stanza, nella sua stanza. sì. posso? Sì, continui pure, avvocato. Senta signora, ha mai notato una diversa frequentazione dell'istituto dopo il 9 maggio da parte di persone che per un motivo o per l'altro prima lo frequentavano spesso? Cioè, ha mai notato una minore frequenza dell'istituto da parte di qualcuno dopo il 9 maggio? Non mi sono accorta di questo. Ha mai sentito, il dottor Basciu si è mai lamentato, che lei sappia, di una sorta di isolamento dell'Istituto di Filosofia del Diritto dopo il 9 maggio? No, non mi pare. Non mi ricordo perlomeno, non mi pare.
Senta signore, quando dopo il 14 giugno, che è la data in cui la signora Letto ha redatto, insomma ha firmato il verbale che tutti noi conosciamo, in cui indicava appunto il dottor Ferraro e il dottor Scattone gli autori di quel delitto, dopo qualche giorno è rientrata. Lei prima ha detto certamente non ha trovato la solita Maria, ma in effetti cosa è successo? Lei aggredì la signora Letto verbalmente? No, verbalmente sto dicendo. No, anzi lei entrò, ricordo ancora, con una borsa a tracollo così, io stavo nell'anticamera a fare delle fotocopie, lei entrò come se ci fossimo lasciati il giorno prima da buone amiche, dicendo ciao Maria, io le rispose pure ciao, però dopo cominciai a sentirmi male. Sì. Ad agitarmi, a sentirmi delle palpitazioni, delle cose, ma mi aveva fatto fare gli arresti domiciliari, poteva... Signora, senz'altro, ma è vero che invece che si è messa a piangere ed è uscita via dalla stanza appena entrata la signora a letto? Io? Sì. Io sto dicendo che mi sono sentita male, poi sono andata di là nella stanza della biblioteca. Quindi voglio dire, non è che sia stato un rivedersi del tutto normale, no, come aveva detto prima. Le ho risposto del tutto normale, però. Primo impeto. Ha risposto in modo normale e poi si è messa a piangere. Io? Sì. No, poi ho cominciato a sentirmi male, nel frattempo è venuta l'altra collega, la Cappelli, ha visto che cominciavo, la Letto era andata di là nel suo tavolo, io ero rimasta nell'anticamera a fare le fotocopie, però quella notò subito il mio stato d'animo, allora mi mise la mano sulla spalla e mi portò di là, mi disse vieni che ti stai sentendo male, signora, di là nella sua stanza. Nei giorni seguenti poi, come sappiamo, la signora Letto è stata trasferita ad altro ufficio dell'università. Si è parlato, lei ha parlato con qualche suo collega o collega di ciò che era successo, ecco, quella mattina in cui rincontrò la signora a letto? Può darsi pure, non ricordo bene. Ma c'è stato qualcuno che le ha dimostrato solidarietà? A chi? A lei? A me? Per quello che le era accaduto? Ma devo dire di sì. La maggioranza, certo. Tutti, poche persone? La maggioranza, sia dentro che fuori l'istituto. Le ha dimostrato solidarietà? Sì. Senta, in che modo? Le hanno detto, c'è stato qualcuno che le ha detto qualcosa di particolare? No, tutti che mi salutavano, mi davano la solita tacca sulla spalla, mi dicevano stai su, vedrai che... Ma avevamo fatto gli arresti domiciliari. Sì, signora, certo, no, volevo sapere se sostanzialmente queste persone le dimostravano solidarietà e le dicevano in qualche modo, che adesso magari mi dice lei, le davano ragione in un certo senso? Beh, certo che mi davano ragione, certo, non certo, ma insomma si facevano vedere affettuosi e quindi... Grazie Presidente. Chi vuole fare domande? Difesa Urilli, pochissime. Signora Urilli, quando si è affacciata alla finestra il giorno 9 maggio, insieme alla signora Letto, notò un turbamento da parte della signora Gabriella Letto? Non più di tutti noi. Cioè, non le pareva particolarmente agitata? No. Senta, tutti dispiaciuti per l'evento che era successo, ma lei non più di tutti noi. Senta, lei ha particolari rapporti di amicizia con il professor Romano? No, come una sua dipendente, che non ci sono stati mai screzi, mai rimbecchi, mai rimproveri, ecco. Ha particolari amicizie con il dottor Ferraro? No, simpatico con tutti, salutava tutti, ma non è che che si faceva vedere molto. E ha particolari rapporti di amicizia con il dottor Scattone? No, si può dire che appena lo conosco, il dottor Scattone, veniva talmente poco.
Senta, a proposito della domanda che è appena stata fatta dal collega, la solidarietà della quale parlava, che le fu espressa successivamente all'arresto, è una solidarietà solo da parte dell'istituto o anche da parte degli studenti dell'università? Di tutti. Di tutti, tant'è che ha detto gli studenti dell'università il giorno che ci hanno portato agli arresti domiciliari, in processioni e così, dice che loro hanno fatto, anche gli studenti, una piccola manifestazione pro nostro. Signora Aurilli, prima dell'arresto del dottor Scattone e del dottor Ferraro, le fu recapitata un'informazione di garanzia? Sì, sì. Si ricorda qual era la contestazione? Dunque, la contestazione qual era? Mi ricordo che tutti corsero a prendere il codice, a vedere il come, il quanto. Vabbè, credo che la posso dire io, era falsa informazione al pubblico ministero. Esatto, sì. Senta, si ricorda dove le fu notificata? Nella sala dei laureandi, dove Quindi stavamo tutti riuniti. Nell'università, non sì. a casa sua? Sì. Di mattina o di pomeriggio? Di mattina. Senta, un'altra cosa. Subito dopo aver ricevuto l'informazione di garanzia, lei si presentò da qualche legato? Sì. La accompagnò qualcuno? Sì, ci fu, diciamo così, più di una persona che si offrì di accompagnarmi. Poi dopo, alla fine, disse la dottoressa Sagnotti, visto che il legale mi aveva dato appuntamento per le 4 del pomeriggio, disse la dottoressa Sagnotti: ma scusate, io devo stare qui fino alle 4 per finire di verbalizzare gli esami, a questo punto la posso accompagnare io? Dice: io devo stare intorno alle 4, anche ammesso che finirò di verbalizzare verso le 3, aspetto un pochino, poi l'accompagno io. E mi ricordo persino che mi volevano portare al bar con loro. Ecco, chi la accompagnò? Mi accompagnò la Sagnotti, che guidava la macchina, in compagnia di Ferraro. Senta, durante questa permanenza da legale il dottor Ferraro era particolarmente interessato a quanto accadeva o l'aveva accompagnata per semplice cortesia? Per semplice cortesia, perché non aprì bocca. Parlò, si può dire, la Sagnotti per me, ma il dottor Ferraro non disse nulla. Senta, fu interrogata immediatamente dopo aver ricevuto l'informazione di garanzia? Chi? Lei? Dunque, l'informazione di garanzia l'ho ricevuta... Il 12? No, il 12. No, mi pare di no. Si ricorda la data del suo arresto? Il 17. Si ricorda dove avvenne? Ero andata a far firmare il professore De Santi su una cosa che stava facendo esami, mi incontrò una signora, il commissario. Sì, no, mi interessava sapere dove avvenne. Avvenne lungo il corridoio, mi diede la notizia. Mi disse: signora, lei è la signora Aurilli? Sì. Allora signora, prende le sue cose e mi segua, lei e il dottor Bascio. Quindi presso l'università? Sì. Senta, quando arrivarono le forze di polizia a portarla via, c'era anche la stampa? C'era un codazzo di fotografi, giornalisti dietro il commissario, e poi si è visto, perché siamo venuti in tutti i giornali e in televisione. Grazie, non ho altre domande. Difesa Ferraro? Sì, Presidente, una domanda. Signora, sono il difensore di Ferraro. Lei ha detto che lo conosce. Da quanti anni conosce? Ferraro? Sì. Penso da che ha vinto il dottorato di ricerca, se non pure da quando era studente. Questo adesso non lo so ricordare bene. Senti, in relazione a questa vicenda, può dirci se l'ha notato, se l'ha visto, nelle volte in cui l'ha visto, se il dottor Ferraro ha avuto degli atteggiamenti che a lei... comportamenti diversi prima e dopo il 9 maggio. Il dottor Ferraro ha continuato a fare gli esami. Se l'ho visto il 9 maggio, devo dire, no, oppure? Si è visto che il dottor Ferraro, dato che ha dichiarato che lo conosce bene, se dopo il 9 maggio ha manifestato comportamenti diversi rispetto a prima del 9 maggio. No, non potrei dirlo. L'ha visto dopo il 9 maggio?
Dopo il 9 maggio, sì, per tutte le attività che si svolgono. Quante volte? Non saprei dirlo, signor Presidente. Parecchie volte, poche volte. In maggio già siamo sul finire dell'anno accademico, quindi non è che si vedono più molte volte, perché la sua vengono per gli risposta potrebbe esami. avere un valore se lei specifica anche il numero delle volte in cui vide Ferraro dopo il 9 Ma anche maggio. a giugno, anche nel mese di giugno, successivamente al 9 maggio. certo. Sì, ora la domanda sarebbe? Se ha notato qualcosa di anomalo, di diverso rispetto al comportamento precedente? Forse no. Ma questi incontri furono parecchi? Non molti direi, perché ripeto, non venivano sempre in segreteria da me. Comunque, nelle volte in cui lo ha visto, lei non ha notato nulla di diverso Niente, rispetto a prima? no. Grazie, non ho altre domande. Scattone vuol fare domande? No? Non ci sono altre domande? Sì, Presidente, la difesa Basciu. Sì. Signora, ricorda di aver avuto un colloquio con il dottor Basciu in merito alle dichiarazioni della signora Alletto? Ricordo? Ricorda di aver parlato con il dottor Basciu sulle dichiarazioni della signora Alletto? Su quali dichiarazioni? Quelle che mi fece quel giorno? Sul fatto che la signora Alletto aveva riferito all'autorità giudiziaria che era stata nell'aula 6 e di aver riferito questo fatto a lei e al dottor Basciu. Ma penso, forse sì, ma non potrei dirlo con certezza. Le dico questo, signora, perché c'è una intercettazione telefonica tra lei e il dottor Basciu. In cui lei appunto manifesta stupore sul fatto che la signora Alletto avesse mantenuto questo segreto per così tanto tempo. Ma questo dopo il fatto, dopo la confessione? Sì, dopo la confessione. Sì. E ricorda il tenore di quel colloquio? Ricorda che scambio di idee ebbe col dottor Basciu? Con il dottor Basciu ci si chiedeva come ha fatto a nascondere così bene quello che lei sapeva. Ricorda anche che il dottor Basciu... Perlomeno che si arriva di sapere. Ricorda anche che il dottor Basciu manifestò ugualmente a lei ugualmente lo stupore sul fatto che la signora Alletto avesse mantenuto questo segreto per così tanto tempo? Sì, stupore di tutti. Grazie. Aspetti, pubblico ministero, ci sono altre domande da parte della difesa? No. Io vorrei chiederle questo, signora. Qualcuno le parlò di aver udito un botto? No. E neanche l'ho sentito io, pur stando con la finestra aperta. L'aveva già detto, sì, la sua finestra però dà su un'altra strada. Sì, dà su un'altra strada e poi non apre neanche per intero, perché apre un po'... Sì, fra poco farà quel lavoretto dello schizzo. Quando avete... la domanda è stata fatta in termini generici, io quindi entro nello specifico. Parlando dell'accaduto, dopo, quali ipotesi furono formulate che lei udì? Ma dopo le confessioni dell'Alletto? No, subito dopo il fatto, poi ne parleremo, semmai. Subito dopo il fatto? Della confessione dell'Alletto. Che stavamo tutti lì e appunto ci si chiedeva, come ho detto prima, ma come mai se è stata se ha avuto un malore una ragazza? Dunque, non era un malore, perché si è accertato che non era un malore. Sì. Accertato che non era un malore. Le ipotesi che furono fatte, quali furono? Il motorino, potrebbe essere stato un motorino a investirla. Abbiamo accertato, si viene a sapere il giorno dopo che c'era stato un proiettile che aveva perforato il cranio di Marta Russo. La stessa giornata, verso le 2. Ecco, che cosa si disse a proposito di questo proiettile? Lo stupore più grande, più enorme, ripeto. Furono formulate ipotesi. Chi poteva aver sparato? Da quale parte? Per quale motivo? Si disse, perfino si parlò del fatto che era l'anniversario di non so che cosa di Moro, di chi, sì, un qualcosa di questo tipo.
ma con esattezza adesso io non saprei ridirlo. In sostanza, signora, tutto questo gran parlare che si faceva del fatto, che lei ha detto prima non si parlava d'altro, parlavamo sempre di quello. Sì, ma questo era l'inizio, stavamo appena all'inizio, mi chiedeva... veramente la domanda è, allora, concludiamo la domanda, dopo nei giorni successivi, che ipotesi si fecero? E di ogni tipo, direi. Per esempio? E per esempio chi può essere stato, non so, un pazzo, il fidanzato, insomma ipotesi di ogni tipo, un ragazzo respinto. Pubblico Ministero voleva fare una domanda? Sì, Presidente. Io non vorrei ripetermi, se mi ripeto casomai mi corregge, Presidente. Volevo sapere, i rapporti che lei aveva con Liparota erano buoni ugualmente? Non so se è stata già fatta questa domanda, io mi pare di no, però... Normali, guardi. Ci si salutava la mattina e così, normali. Erano normali. Senta, quindi anche con Auriemma? Sì. Erano buoni. Anche con Panattoni? Sì, sì. Panattoni è legato in qualche modo a lei? E proveniamo dallo stesso paese. Non siete però parenti? No, la moglie di Panattoni non so se era una lontana parente, ma no, non siamo parenti, proprio no. Senta, una cortesia, mi può confermare questa circostanza? Cioè, nell'istituto, dopo i fatti della morte della signora Russo, sì. Sono andati via solamente Lalletto e la Lipari? Andati via come, dall'istituto? Sì, non frequentano più l'istituto, solamente Lalletto e la Lipari? Sì, Lalletto con certezza, la Lipari non so se qualche più. Altra volta si è rivista, sì, non saprei dirlo. Ho capito. Senta, per quanto riguarda il clima all'interno dell'istituto, siete tutti quanti in qualche modo tra voi solidali generalmente? Sì. Generalmente. C'è un motivo in più oltre all'amicizia o alla frequentazione che vi lega in qualche modo? No, Nessun motivo. Allora senta. C'è un motivo in più, è una domanda assolutamente. Sì, il motivo era questo, cioè capire se c'erano delle resistenze eventualmente oltre all'amicizia o al fatto di essere ogni giorno colleghi fra le persone. Chieda esplicitamente, vi siete messi d'accordo nel non rivelare qualche cosa? Lo chiede esplicitamente. Che andiamo in giro, c'era qualcosa effettivamente, di più? guardi, Pubblico Ministero, no? Il rapporto di amicizia spiega molte cose, può spiegare molte cose. Sì. La domanda però volevo sapere se c'erano altri rapporti che legavano fra loro queste persone. I rapporti possono essere o di parentela o di amicizia o perché si è commessa una certa azione o c'era un accordo appunto per tacere. Un accordo per essere in qualche modo. Non so, per esempio, se io conosco, Presidente, che un mio amico, un mio parente ha un amante e questa persona con me è legato dal fatto che io potrei rivelare questa cosa, se appunto io in questo senso... Ai giorni d'oggi non credo, forse al giorno d'oggi, forse un altro giorno. Vabbè. Signora, era per solidarietà basata sul fatto che vi conoscevate, che c'era questo stato d'animo nei riguardi delle persone coinvolte. Ci conoscevamo e siamo... O c'era qualche altra cosa? C'era qualcuno che vi ha detto state zitti, non dite nulla? No, Eccellenza, no. Ecco, allora signora, per cortesia, adesso si accomodi
e faccia lo schizzo delle stanze. No, non abbiamo finito, Presidente. Sì, d'accordo, però la invito fin da adesso a fare lo schizzo delle stanze della segreteria, va bene? E dove lavorava lei insieme con la signora Letto. Lo fa dopo con calma. Bene. Grazie. Senta, a me risulta, per averlo detto sia a Auriemma Angelo che Liparota, che praticamente dottor Bascio, Curilli, Cappelli Laura, Alletto Gabriella e Liparota erano tutti d'accordo per far firmare i cartellini a Liparota in orario diverso da quello in cui era reale. Un attimo, siccome risulta sia dalle dichiarazioni di Liparota Sì, ma sia dalle dichiarazioni, mi faccia finire. Allora, pubblico ministero, ai sensi... Lei si opponga, ma prima facciamo formulare l'intera domanda. Non è una domanda, è una contestazione, ed è una contestazione Allora, se è una contestazione faccia prima la domanda. è una contestazione suppletiva in relazione all'articolo 516, 517 del Codice di procedura penale. In particolare, il pubblico ministero modifica, ai sensi dell'articolo 516, il capo di imputazione relativo a Urilli Maria, nella parte in cui, leggo, del reato di cui l'articolo 371 bis, 378 CP, 81 CPV, aggiungendo in rubrica l'articolo 61 numero 2, e in particolare perché in Roma, in epoca compresa tra il 9 maggio 97 ad oggi, agendo anche al fine di conseguire l'impunità dal reato di cui all'articolo 640 CPB, e poi prosegue omettendo di riferire e rimane come prima. Ai sensi dell'articolo 517 contesta all'imputata oggi presente il reato di cui all'articolo 640 CPV, perché in Roma, agendo in epoca prossima al maggio 97, mediante artifici consistiti nel far falsamente risultare nel cartellino di presenza un orario relativo all'entrata e all'uscita dal posto di lavoro diverso da quello reale, inducendo in errore l'ente pubblico incaricato di corrispondere i relativi emolumenti correlati al tempo lavorativo effettivamente prestato, si procurava un ingiusto profitto consistente nella parte di emolumenti non corrispondenti all'attività lavorativa effettivamente prestata, procurando così un danno allo Stato. Fonti di prova, dichiarazioni di Liparota, dichiarazioni di Auriemma, nonché i cartellini che verranno depositati presso la Corte d'Assise di Roma. Ritiro in Camera di Consiglio. Sospendere 10 minuti. Della parte civile, in relazione alla iniziativa del pubblico ministero, qual è il vostro parere? Ci ripetiamo alla Corte. Sì. La difesa Urilli, cosa ha da dire? Sentite le parti. La difesa Urilli ritiene che la contestazione oggi sollevata non sia ammissibile per un duplice ordine di motivi. Prima di tutto perché la norma processuale richiede che il fatto nuovo da contestare o da integrare sia emerso nel corso del dibattimento. E nel corso del dibattimento il fatto contestato non è emerso perché, come ha detto
lo stesso rappresentante della pubblica accusa, si tratta di questa imputazione è stata elevata in base ad elementi già a disposizione dell'accusa medesima. Quindi non si tratta di un fatto insorto nel corso del dibattimento. Secondariamente, la contestazione si baserebbe su un verbale che deve essere acquisito agli atti processuali, e cioè potrà essere circostanza, quella di cui al verbale, acquisita nel momento in cui verranno escussi i testi ai quali il pubblico ministero ha fatto riferimento. Pertanto riteniamo che non sia ammissibile la contestazione suppletiva. Altri interventi? Siete indifferenti questa volta? Facciamo le valutazioni. Abbiamo la parola. Allora, avvocato Siracusano, lei? Io mi associo alle della signora Dell'Aurilli. Sì. Ci sono altri interventi? Ma io credo. Sì. Però per favore qualificatevi. Chi è che vuole intervenire? Avvocato Coppi, lei? A quello che ha già detto il collega Mazza aggiungerei inoltre che per poter procedere a questo tipo di contestazione è necessario che si tratti di reato connesso. Ora è chiaro che il pubblico ministero ha cercato di proporre una ipotesi di connessione. Lo dico in questa occasione perché tanto, siccome mi immagino che anche poi con Basciu si sarebbe ripetuta la stessa cosa, quindi tanto vale dirle subito e così la Corte decide una volta per tutte. La connessione come è stata ricostruita da parte del pubblico ministero? Che la signora Aurilli, e quindi anche Basciu ed altri, avrebbero taciuto non solo per coprire le responsabilità dei due imputati maggiori, ma anche per nascondere le proprie responsabilità in ordine al fatto di truffa. Lascio alla Corte di decidere se si possa considerare questa costruzione del pubblico ministero plausibile allo scopo di poter consentire una contestazione che, mi sia consentito dirlo, è inopportuna nel momento in cui è stata formulata, tanto inopportuna che io vorrei che la Corte desse atto che questa mattina il signor Basciu era presente e credo che sarà stata anche già revocata la sua contumacia. In questo momento è assente dietro consiglio di questo difensore, perché se si fosse riprodotta nei suoi confronti questa stessa situazione, io non ero sicuro che egli avrebbe potuto rendere un esame a propria difesa con la dovuta serenità di fronte all'incubo di sentirsi contestare da un momento all'altro anche a lui un delitto di truffa. Quindi il signor Basciu, presente questa mattina, non è presente in aula in questo momento dietro consiglio del suo difensore. Gli altri che si è allontanato l'imputato Basciu. Va bene. Altri interventi? Nessun altro C'è intervento? l'intervento del pubblico ministero, Presidente? No, non è prevista la replica. No, non è una replica, Presidente, chiedo scusa. Io ho fatto una contestazione. Dal momento che lei, giustamente immagino, ha chiesto il parere, quindi un'espressione giuridica sulla validità della contestazione, mentre il pubblico ministero prima ha solamente contestato, ma nulla ha detto sulla validità giuridica della stessa, io vorrei, prima che la Corte decidesse se vi è da decidere, illustrare un attimino la fondatezza. Non l'ha già illustrata? No, io ho semplicemente modificato il capo di imputazione per il reato di favoreggiamento, aggiungendo l'articolo 61 numero 2. Ho contestato suppletivamente il reato di truffa aggravata in danno dello Stato. Sì. E siccome mi pare che ci sia su un'attività che io ritengo dovuta del pubblico ministero, perché il 517 parla di il pubblico ministero contesta, non c'è scritto può contestare, quindi io pensavo che ogni problema fosse superato dall'obbligatorietà che la norma impone al pubblico ministero, pensavo che non vi fosse motivo di discussione. D'altronde una sentenza della Corte Costituzionale ha affrontato il problema nel momento in cui la contestazione concerneva un fatto che già risultava dagli atti di indagine e non ha detto che il pubblico ministero non lo può fare, ha detto semplicemente che se il pubblico ministero contesta in udienza un fatto reato per il quale già esistevano agli atti elementi per cui poteva ben farlo nella sede delle indagini preliminari, è possibile per l'imputato in questa sede
aderire al patteggiamento o all'abbreviato. Certo. Quindi mi sembrava che non vi fosse Vabbè, una comunque, discrezione. guardi, siccome la Corte non vuole mai limitare a nessuno le proprie facoltà... Ho finito, Presidente. Ho finito. Grazie. Chiedi. Signor Presidente? Un momento. Si dà lettura del provvedimento della Corte. Allora, la Corte, sentite le parti, in merito alla contestazione suppletiva elevata oggi dal pubblico ministero nei confronti dell'imputata Urilli, a prescindere da ogni considerazione circa gli effetti negativi sull'economia processuale che l'iniziativa del pubblico ministero è suscettibile di dispiegare, ove si consideri che trattasi di processo con imputati detenuti che urge definire, e a prescindere altresì dalla dubbia configurabilità della situazione ex articolo 12, comma primo, lettera B, codice di procedura penale, osserva: l'imputazione suppletiva, che si articola in una modifica del capo E ascritto alla prevenuta e nella contestazione di una nuova ipotesi di reato, truffa aggravata, è carente del presupposto legittimante, in quanto non nasce da approfondimento dibattimentale del materiale investigativo raccolto in fase preliminare, vedi Cassazione 22 marzo 96 a Carino e 30 maggio 95 PM contro Famiglietti. Basti far presente al riguardo che il PM fonda la sua contestazione su atti tuttora sconosciuti al giudice e in materia che non ha formato oggetto di contraddittorio dibattimentale. Per questo motivo ritiene non applicabili le disposizioni di quegli articoli 516-17 Codice di procedura penale e, visto l'articolo 521, comma terzo, Codice di procedura penale, ordina a trasmettersi al pubblico ministero in sede il verbale dell'odierna udienza relativamente alla posizione Urilli per quanto di sua competenza. Possiamo procedere adesso all'esame di Marcucci Marianna. È finito Urilli? Sì, abbiamo finito Urilli. Marcucci Marianna. La signora Urilli mi ha compilato quella piantina? Ecco, se vuole per favore essere così cortese di consegnarla alla Corte. Viene acquisito al verbale dibattimentale lo schizzo redatto dalla signora Urilli in relazione agli uffici di segreteria e anche ad altri locali dell'Istituto di Filosofia del Diritto. Ha lavorato più di quello che io le avevo chiesto, signora. Grazie comunque. Metta la sua sigla, per favore. Marcucci Marianna è presente? Presidente, Marcucci Marianna rimane contumace, quindi non si sottopone pertanto all'esame. Faccio presente che l'avvocato Spinelli, il difensore... Lo deve dire perché altrimenti non si capisce. Faccio quindi presente che i verbali resi da Marcucci Marianna sono stati già acquisiti dalla Corte, ritenendo gli stessi corpo di reato in relazione al reato di favoreggiamento personale. Comunque sì, poi ci sono anche altri verbali, quelli resi da imputata o indagata. Allora, in relazione a gli altri verbali non fa alcuna opposizione alla produzione da parte non credo che il pubblico ministero voglia produrli, perché si tratta di, come ben sa il pubblico ministero, di atti che appartengono ad altro procedimento, perché in relazione ai verbali resi nella qualità di indagata, la Marcucci Marianna, il processo relativo è stato sospeso e rinviato per competenza al pretore di Roma, a seguito di ordinanza dell'udienza preliminare del GUP, nella quale fu accolta la mia eccezione di sospensione del procedimento relativa all'imputazione di cui all'articolo 371 bis del Codice Penale, e per cui quei verbali
poiché non sono stati resi né in sede di dibattimento né in sede di incidente probatorio, appartengono tecnicamente ad altro processo, per cui io credo che non possono e non debbono essere allegati. Peraltro ho qui davanti agli occhi l'imputazione della signora Marcucci, dove si parla, dove si indicano gli articoli 81 capoverso 378 codice penale. Pubblico Ministero, qual è la sua posizione? La mia posizione è questa, Presidente. Per quanto riguarda l'articolo 371, nulla rileva il Pubblico Ministero nei confronti della esatta configurazione data dal legale della dottoressa Marcucci. Per quanto attiene invece alla leggibilità e quindi all'utilizzabilità di questi verbali, il Pubblico Ministero ha delle obiezioni basate sia sul fatto che la Marcucci risponde anche e soprattutto